Bentrovati amici, continuiamo a parlare di legami familiari, di sentimenti, di amore, ma oggi il titolo della nostra trasmissione è Nell'infedeltà la forza della fedeltà. La fedeltà, una parola che sembra quasi passata di moda, un'utopia. Si può essere fedeli, fedeli sempre, per tutta la vita? Nella nostra vita continuiamo a sperimentare delusioni, tradimenti, non solo nei legami familiari, ma la vita a volte veramente sembra farci degli sgambetti. Ma cosa intendiamo dire nell'infedeltà la forza della fedeltà? Do il benvenuto come sempre a Don Bucolo. Grazie. Don Bucolo, oggi dobbiamo capire bene cosa intendiamo dire, e do anche il benvenuto alla nostra ospite Lina Scaccianocio. Don Bucolo. Allora, il titolo è abbastanza provocatorio. Innanzitutto si afferma un dato reale di fatto molto comune, l'infedeltà. Oggi più che mai, ma è un po' sotto gli occhi di tutti, tante coppie sperimentano l'infedeltà, a tal punto che oggi vediamo come i giovani, le nuove generazioni con difficoltà sono pronti ad abbracciare l'avventura del matrimonio perché non credono più che un amore possa essere fedele. E che possa essere anche stabile, che possa durare nel tempo. Si ha anche esatto. paura di prendersi, come dire, delle responsabilità. La si vede come qualcosa di molto complicato, che non può durare a lungo. Esatto, perché giustamente buona parte vedono anche i genitori stessi, amici, parenti, cioè con molta facilità si vede che persone di che stanno insieme a un certo punto per un motivo o un altro non vivono più insieme, quindi l'infedeltà è sotto gli occhi di tutti. Ciò che invece si vuole affermare è che nell'infedeltà, che ripeto è sotto gli occhi di tutti, c'è la forza della fedeltà. Quindi sembra un titolo abbastanza contraddittorio, abbastanza provocatorio. Beh sì, perché una persona che si è sentita tradita, che è stata tradita, no? Che è stata tradita, a sua volta può pensare adesso tradisco anch'io, oppure lo lascio, oppure non lo so, lo perdono. Sono tante le strade che si aprono quando si viene feriti da un tradimento. Esatto. E invece questa forza della fedeltà in cosa consiste? Perché questa è la forza della fedeltà, è che dinanzi a una infedeltà è possibile, è reale, è concreta la via della fedeltà. Cioè non è detto, non è scontato, non è ovvio che dinanzi all'infedeltà giustamente, ragionevolmente si possa rispondere con una infedeltà o con un'altra scelta. Ecco perché in questa puntata ho pensato opportuno invitare, come poc'anzi è stato detto, Lina Scaccianoce, la quale ha una sua storia. E nella sua storia ha avuto anche la possibilità di scoprire che la follia della fedeltà nell'infedeltà non è solo sua, ma c'è un'associazione nata non da tanto tempo, da circa 12 anni, che si chiama Fraternità Sposi per Sempre, una realtà che ha creato il progetto Mistero Grandi di Lorenzo Bonetti. Sono persone che vivono il dramma del coniuge infedele che si è fatto un'altra vita. Loro invece hanno percepito che il sacramento del matrimonio, essendo sacramento, vale sempre. Come dire, faccio questo confronto, è chiaro che quando uno consacra un pezzo di pane, un'ostia, quello rimane Eucaristia. Allo stesso modo il sacramento del matrimonio, che è una vera e propria consacrazione, rimane sempre sacramento del matrimonio. Ecco, questo Lina nel suo cuore l'aveva sempre presente, ha scoperto questa realtà e ha scoperto come è possibile essere fedeli nell'infedeltà. Ma per capire meglio l'argomento, chiaramente io direi passo di ascoltare Lina. la parola a Lina. Qual è la sua storia, Lina? Allora, 22 anni fa, io sono Lina Scaccianoce e sono mamma di 3 ragazzi, nonna di 5 nipoti. 22 anni fa mio marito ha pensato di rifarsi un'altra vita con un'altra persona. È stato un momento di grande dolore per me e per i miei figli. Gliel'ha detto, lei l'ha scoperto, è stata una cosa traumatica? È stato scoperto dal mio gemello, io ho 2 gemelli e uno di 6 anni più grandi, 2 gemelli maschio e femmina. Ed è stato scoperto, per cui per me è una stato... doccia fredda, immagino. Sì, è stato un dolore per me e per i miei figli molto, molto grande.
sono stati giorni molto pesanti e tragici. Noi come coppia facevamo un cammino di fede all'interno della nostra arcidiocesi, molto importante. Quindi eravamo una coppia in vista. Per cui Quindi quasi un esempio per tutti. Brava, esatto. Quindi è stato un dolore anche per la nostra comunità. E io abito a Misterbianco e quando lui è andato via, noi, premetto di dire che noi avevamo il nostro padre spirituale che si chiama padre Salvatore Scribano, che ci seguiva in questo cammino e ci seguiva nelle nostre difficoltà, come famiglia anche i nostri figli. Io e i miei figli ci siamo chiusi nella preghiera e nella guida del nostro padre spirituale, che veramente lo ringrazio col cuore perché è stato veramente immenso. È stato importante in quel momento. Molto importante, perché ha guidato non solo me, ma anche e soprattutto i miei figli che erano adolescenti. Eh sì, perché in un rapporto di coppia e un matrimonio ovviamente ci sono dei figli e quindi a sentirsi traditi sono anche ragazzi. Certo, quindi è stato la guida che ci ha permesso di andare avanti. Io avevo già fatto, quando ho visto che mio marito era andato via, dentro di me avevo fatto una scelta, consacrarmi a Gesù. Perché è una cosa che io sentivo, premetto che 22 anni fa io ero molto più giovane, al che sono andata da padre Salvatore e gliel'ho detto, convinta di avere scelto una cosa giusta. Lui, sorridendo, mi disse: sorella, tu non sei una suora, tu ti devi consacrare al sacramento del matrimonio. Io le parlo di 22 anni fa. Io non l'ho capito, disse: cosa sta dicendo? Al che mi raccontò la storia di una santa russa, che io non conoscevo, in Italia non è conosciuta. Allora, questa santa era sposata da un ufficiale russo, era una persona, diciamo, poco raccomandabile, tradiva la moglie e faceva le cose più disperate e assurde di questo, che non si possono fare. Purtroppo lui è stato assassinato. Nel momento che la sua moglie, la santa, che non mi ricordo il nome, perché mi ha colpito molto questo suo racconto, che non mi ricordo il nome, mi ricordo quello che lei ha fatto. E praticamente ha vestito gli abiti del suo sposo, la divisa. Lì l'ha messa per tutta la sua vita, pregando, facendo digiuni e pregando per l'anima del marito. Beh, l'hanno chiamata come una pazza. Da qui l'hanno portata davanti al giudice e il giudice disse: ma non lo vedi che ti prendono per pazza? Lei, meravigliata, ha detto: ma come vi permettete? Ma non lo sapete che il matrimonio è 2 in 1? Perché questa meraviglia? Mio marito è morto nel peccato e io devo salvare la sua anima. Quindi qual è la cosa? Io quel giorno sono uscita da lì... Immagino un po' frastornata. Morto. Come minimo. Si voleva consacrare al suo Signore, il sacerdote gli dice: no, tu ti devi consacrare al matrimonio. Però posso dirle una cosa era certa: la mia consacrazione al sacramento del matrimonio. Quindi poi ha potuto verificare che in realtà il sacerdote non le stava dicendo una cosa fuori. È stato un colpo, ma in quel colpo io ho visto la mia strada con una forza, con un amore così tale che ho detto: bene, so qual è la mia strada. E lì ho iniziato a testimoniare Gesù, l'amore di Gesù. Ma in tutto questo il perdono c'è stato poi? E ora le spiego. Praticamente la gente si aspettava che io mi rifacessi una vita. Era giovane, bella. Era giovane, una signora,
Ma io non cercavo questo, la gente mi fermava ammiccandomi dicendo tu ti sei rifatto una vita e tu c'hai un amante. Perché magari la vedevano così bella, così solare, così tranquilla, dice è stata tradita, il marito se n'è andato, sicuramente c'è qualcosa c'è sotto. Qualcuno. E io con molta serenità dicevo sì, c'è Turiddu. Chi è Turiddu? Il salvatore del mondo. E la gente restava, sorridevamo insieme, perché è vero, lui è stato il mio salvatore e lo posso dire chiaramente perché? Perché grazie al suo amore e al mio più piccolo, perché io sono una nullità di fronte a lui mi ha salvata dall'odio, mi ha salvata dal rancore, perché ci sono questi sentimenti. Da lì è nato un altro mondo, è nato anche il mio lavoro, io ricamo paramenti sacri, io sono una maestra, non ho mai ricamato in vita mia. Eppure devo dire che grazie alle suore carmelitane mi hanno tramandato questo lavoro e lì ho iniziato a pregare per tutti, per le persone che stavano male, ma anche per la persona che mi aveva tradito. E quindi questa è la forza dell'amore. I miei figli sono stati d'accordo dal primo momento, mi hanno lasciata libera e hanno visto la differenza, perché l'amore di Gesù ti porta a una serenità tale che i problemi non finiscono. Ma tu li affronti con una forza diversa perché tu non sei sola e sai di non essere da sola. Quindi questo è stato per me una grande gioia. Poi anche una grande consolazione, immagino. Esatto, perché l'incontro col Signore, o perlomeno questo legame nuziale col Signore, gli ha dato la forza di vivere, possiamo dire, questo lutto, perché è un vero e proprio lutto, no? Proprio l'assenza di un marito, di chi ce l'aveva accanto, di chi soprattutto condivideva un cammino di fede, a un certo punto non ce l'hai più, per cui lei nel suo cuore aveva chiaro che c'è un legame con questo Turiddu, come diceva, questo Salvatore, solo che poi che succede? Che nel tempo questa sua percezione personale non era personale, ma nel frattempo in altre parti d'Italia stava maturando un qualcosa che si chiama fraternità sposi per sempre. Quando io scoprì questa cosa, subito mi rivolsi a lei e dissi: Lina, non sei l'unica folle. Quello che tu hai nel cuore non è solo una cosa tua, ma ci sono tante altre persone che fanno questo cammino e che tra l'altro è benedetto dalla Chiesa ed è fondato teologicamente. E questa è stata per lei una straordinaria rivelazione, perché comprendiamo bene una cosa essere soli, una cosa scoprire che in questa solitudine altre persone come te vivono questa certezza che il sacramento del matrimonio rimane in eterno fedele. Bene, ne continueremo a parlare subito dopo questa pausa e capiremo meglio la storia che ci sta raccontando Lina, che poi è la storia della sua vita, e capiremo anche meglio cosa avviene in questo movimento. A tra pochissimo. Nell'infedeltà la forza della fedeltà, stiamo ascoltando la storia di Lina, una donna sposata, condivideva con il marito un cammino di fede, quindi entrambi credevano in Dio, nel sacramento del matrimonio, ma ad un certo punto il marito decide di farsi un'altra vita con un'altra persona e Lina rimane da sola. A quel punto si vuole consacrare a Dio, ma incontra un sacerdote che gli dice: no, tu sei sposa, tu ti devi consacrare al matrimonio. Lina entra un po' così in crisi, dice: ma cosa si intende per consacrarsi al matrimonio, visto che io sono stata tradita, mio marito se n'è andato, si sta facendo la sua vita e io cosa devo fare? Lei ha scoperto un amore più grande, un movimento che non è da sola in tutto questo.
E E poi infatti c'è Turiddu, che le persone dicono: ma chi è questo Turiddu che tu hai incontrato? è il Salvatore, È il Salvatore. il Salvatore del mondo, perché noi in dialetto lo chiamiamo Turiddu. Io lo chiamo Turiddu. Allora, quando Padre Salvo mi ha detto di andare a Laverna, perché a Laverna c'era il congresso nazionale della mia fraternità. Ebbene, Che lì ricordiamolo, sposi per per sempre. sempre, fraternità, sposi per sempre. Lì ho trovato la mia famiglia, lì per me è stata una gioia immensa e ho capito ancora di più qual era la nostra motivazione. E lì ho sentito Don Renzo che parlava di Gesù, il tradito per eccellenza, perché Gesù è stato tradito, rinnegato, umiliato e nonostante questo lui si è messo in croce. È stato un corpo dato per amore. E quindi allora io ho capito che la strada era quella, far capire a quelle persone come me, che in quel momento soffrivano, che quella era la strada. La strada è quella di testimoniare l'amore immenso che Gesù può dare. Io ho avuto tante di quelle prove perché Gesù sposo è come uno sposo che cura, protegge E rimane fedele per e sempre. rimane fedele per sempre. Quindi Lina ha sperimentato, come dire, un amore fedele. Esatto, perché nella sua carne ha sperimentato come è fedele, come Cristo è fedele, cioè in fondo ciò che ha vissuto Lina l'ha vissuto Gesù Cristo. Infatti. Questo ci porta a percepire come il nostro Dio non è un Dio lontano, non è un Dio che dal cielo ci guarda e che noi chiediamo la sua benedizione, la sua luce. È un Dio che ha sperimentato quanto Lina ha sperimentato nella sua carne. E quindi il percepire questo Dio ha dato a Lina tanta luce, tanta forza, ma soprattutto ha fatto vedere come essere cristiani significa essere in fondo un alter Christus, è un'espressione che si utilizza spesso per indicare il sacerdote alter Christus, ma io credo che ogni cristiano è un alter Christus, a maggior ragione uno che sperimenta l'infedeltà, come Gesù Cristo lei poco fa ha detto, abbandonato, umiliato, rinnegato, tradito, e dinanzi a questo Gesù Cristo non si è tirato indietro. Si è donato totalmente nella croce, quindi anche lei vede in Cristo la sua stessa storia e questo le ha dato grande forza e grande gioia e diventa una testimonianza nella nostra Chiesa. Sì, è un Dio che a volte sembra anche non ascoltare però, perché indubbiamente quando ci troviamo in difficoltà chiediamo quello che secondo noi è meglio per noi, no? Dio fa che non sia vero. Lina ha scoperto questo perché qualcuno gliel'ha anche raccontato, quindi poteva innanzitutto pensare: Dio fa che non sia vero, oppure Dio fa che torni indietro. Allora, qualora lei l'avesse sì, pensato e sì, desiderato, sì, non lo so, quello perché sì. quando ci si sente traditi spesso Quello non si ha sì. neanche la voglia che la persona ritorni indietro. Quando si sperimenta il tradimento, il desiderio è quello che il marito ritorni, per cui e si fa di tutto per avere questa gioia. Noi della fraternità, tra virgolette, noi diciamo che la nostra porta è sempre stata aperta. Perché? Perché come Gesù ha perdonato coloro che lo hanno tradito, così è, no, per noi è questo, non si discute. Anzi, con una cosa in più, preghiamo per lo sposo. Per noi lo sposo per eccellenza è Gesù, ma lo sposo terreno è quello che il Signore ci ha dato, perché il matrimonio è unico, è indissolubile e l'indissolubilità è Gesù Cristo. Per cui quell'unione che c'è fra me e il mio sposo terreno non potrà mai essere distrutta, perché è Gesù. E quindi noi, come fraternità, l'amore che non possiamo dare al nostro sposo terreno, accettiamo la sua volontà di rifarsi un'altra vita, ma noi lo doniamo agli altri, lo doniamo nella nostra comunità, lo doniamo ai vicini di casa.
Io faccio catechismo dopo non so quanti anni. Per me quei bambini sono meravigliosi e io devo necessariamente testimoniare quello che Gesù ha dato a me, perché è una cosa che io sento molto forte. Se ben capisco, questo amore che si sperimenta, questo essere fedeli al sacramento del matrimonio, dà una forza così grande, riempie così tanto l'anima della persona che sta attraversando questa esperienza, che non consente di sentire una mancanza per cui si va a cercare un altro amore terreno. Sì, riempie cioè, l'anima. non si sente l'esigenza di avere un altro amore terreno, perché è subentrato un amore così grande, così che riempie la vita, che non si ha più la necessità di, come dire, è andato via il mio sposo o la mia sposa, perché anche tanti uomini si trovano in queste circostanze, non ho bisogno di tappare il buco, è un termine brutto, però dico, non ho bisogno di sovrapporre un'altra figura che sostituisca il mio coniuge. E non solo, ma c'è una cosa in più anche che Lina ha detto. Lei poco fa parlava di questa porta aperta. Io ho ascoltato, perché conosco i diversi membri della Fraternità Sposi per Sempre da diversi anni, e mi ricordo la storia di una di loro. Il marito l'aveva lasciata, si era fatto un'altra vita. A un certo punto è subentrato in lui un problema di salute molto grave, che lo portava a essere proprio uno stato di immobilità, per cui è stato abbandonato da questa seconda donna che ha avuto. Lui ha chiesto aiuto alla prima moglie, con la quale era legata a secondo il matrimonio, e la donna gli ha aperto la casa. E lì ci vuole una grande forza. E lo ha servito fino alla fine. Ci vuole una grande forza, perché si può sempre pensare che è stato questo tornare indietro è stato un po' un opportunismo. E in realtà il marito, questa è una cosa che veramente mi viene la pelle d'oca, il marito a un certo punto gli dice, perché si è sorpreso di come non solo l'ha accolto, ma di come lei lo ha servito. A un certo punto il marito le ha detto: io ti chiedo scusa perché ti ho fatto tanto soffrire e perché ti ho fatto vivere il tuo matrimonio come un fallimento. Lei ha risposto: il mio matrimonio non è mai fallito, anzi, in questo momento in cui io ti ho aperto la porta e ti servo con cuore libero e gratuito, questo è il compimento del matrimonio. Ascoltare queste storie, che sanno dell'assurdo, ci fanno comprendere come quanto stiamo trattando in realtà è quanto il nostro cuore desidera. Perché l'amore è amore quando è gratuito, l'amore è amore quando è sempre aperto. Per cui io non penso di portare chissà qui una donna straordinaria o persone straordinarie, sono persone che si sono fidati di Gesù Cristo, si sono fidati di Turiddu, come dice Lina, e che li porta a fare cose straordinarie. Ci sono anche, e questa è un'altra cosa che mi ha stupito, persone che vivono questa situazione, che fanno anche i corsi prematrimoniali. È assurdo. Cioè tu, che tuo marito ti ha lasciato, che il tuo matrimonio è fallito, loro vanno al corso prematrimoniale a insegnare, o perlomeno forse meglio a trasmettere, qual è il valore del sacramento del matrimonio. Ascoltare queste cose fa molto bene a me, sacerdote, fa molto bene alle nuove generazioni, perché aiuta a sperimentare cose che diversamente non si crederebbero con i propri occhi. Quindi lì nella testimonianza concreta che nell'infedeltà la fedeltà ha una maggiore forza, una maggiore bellezza. Una maggiore bellezza è un amore forse anche più grande, e quindi non stiamo parlando di supereroi, come dice Don Bucolo, no. Stiamo parlando di persone che ci raccontano la loro vita, che ci raccontano la loro storia, il loro percorso, e come la fede e l'amore in Dio ha totalmente trasformato tutto ciò che agli occhi umani, nell'esperienza più comune, è solo e semplicemente un dramma, un lutto,
una sofferenza troppo grande da addirittura non solo essere perdonata, ma addirittura trovare la gioia in quella situazione. Sì, ci sono state sorelle mie che hanno accolto il suo sposo terreno come se fosse la prima volta, cioè con una sorta di fidanzamento, queste cose. Io devo dire questo, che testimoniare Gesù per me è stata la cosa primordiale in assoluto, e testimoniarlo in tutti i modi nel mio lavoro, e soprattutto mi permette di dirle, testimoniarlo col grembiule. Per la Chiesa il grembiule è il servizio, cioè l'umiltà, perché io amo questa parola, perché mettere il grembiule significa mettersi al servizio degli altri, a dire noi non siamo perfetti, lungi da me pensare una cosa di questo genere, però con l'amore di Gesù tutto il resto è molto più facile. Dalla ferita che noi abbiamo avuto, Lui ha la forza e il potere di trasformare questa ferita in una feritoia, dove entra la sua luce. E dove c'è la sua luce, c'è la luce, c'è la gioia, c'è la grazia. Quindi tutto il resto, come dice San Paolo, è spazzatura. Chi conosce l'amore di Gesù, l'amore vero, e Gesù te lo dimostra in mille modi. Quindi Dio entra nella nostra vita in qualunque situazione e in qualunque esperienza si sta facendo, che sia felice, che sia anche dolorosa. A maggior ragione entra soprattutto in quelle situazioni in cui pensiamo che Lui ci abbia abbandonato, in realtà è più presente proprio lì. Bravo. Ed è bella l'immagine del grembiule, perché il grembiule non solo indica il servizio, ma il fatto che il grembiule si indossa, perché io lo devo indossare. Il servizio non è qualcosa di esterno a me, ma mi avvolge, parte di me. Quindi si diventa servi, perché il servizio diventa parte integrante della mia persona, e chiaramente il servizio della fedeltà diventa straordinario, e tra l'altro Lina, è una cosa anche che ne approfitto per dire, sarà un riferimento nella nostra diocesi Catania, perché altre persone possono fare questo cammino di spiritualità, di fraternità sposi per sempre, perché hanno bisogno di essere accompagnati e di saper leggere la loro storia. Ecco, qui c'è la possibilità concreta che persone possono rivolgersi a lei per poter fare questa esperienza della forza della fedeltà nell'infedeltà. Sposi per sempre. Grazie Lina, grazie per aver condiviso con noi la sua esperienza, la sua storia di vita. Grazie Don Bucolo, Grazie. Ci vediamo la prossima volta con altri argomenti, altre puntate di Parliamone. E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.